Giocatori del Como do partita. Aiu, ma cosa hanno fatto sti giocatori del Como? Aiu, cioè, aiu, ma cosa hanno fatto? Cioè, si hanno avviato qualcosa prima della partita. Prima Como Inter. Cioè, scusate, Como Inter, Como Torino. Cioè, aiu, ma tutto a posto. Ma tutto a posto, ma tutto a posto, ma tutto a posto, vai giù, ma veramente, ma tutto a posto, cioè, mi siete vai giù, allora, come in questo video, intanto prima di parlare di tutto, vi saluto, bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Spettacolo Mercato, ma napoletano, come state? Spero tutto bene. Allora, vai giù. In questo video parliamo di Como Torino, come avete visto dalla intro, Fiorentina e della Lazio. Vai giù. Intanto, da qua, da 4 partite ci sono state 8, 14, 14, 17 gol in da 4 partite. Ma tutto a posto. Di questi 17, 8 di questi gol sono stati segnati ieri in Pisa e 6 oggi in Como Torino. Perché Como Torino 6-0 per il Como. Cioè, Torino ha tappato 6 pa' 6 come si dice a Napoli, ma non so ci vuole piatte tipiche Como. Hanno pigliato cocco, ma secondo me Como si è fatto qualcosa prima della partita, cioè boh, ha fatto sicuramente qualcosa, vai giù, cioè segnato Vicas, Baturina, D'Acugna, con e poi non mai ricordo chi ha segnato l'ultimo gol. Ah, è Cacare, non mi è venuto in mente. Cacare ha segnato pure. Cioè, ma io mi metto le mani in faccia, io- già è tanto che cioè, già sto incazzata, cam. Sei infortunato pure Pancia, Milinkovic, Savic, e che si è infortunato in autobus, c'è due lanciare la buccia che è banale e si fanno male. Poi Mazzocca stessa cosa, io era mi segnava formazione titolare, ma vabbè, non va niente, va giù. Tanto a Potti io come retto sicuro, come retto, come si chiama il lato Contini? Cioè, uno che le ho, mi ha detto vabbè, cioè comunque come sta dominato, vai giù, fatemelo dire. Como fa un botto di gol. Strano che non ha segnato Nico Paz, vabbè. Fiorentina, Yam che cacchio. Fiorentina, Cagliari. Brescianini per la Fiorentina, per chi non lo sapesse, se non la settimana scorsa è stato ufficializzato alla Fiorentina, non mi ricordo. E per il Cagliari, Palestra e Kilsov, cioè, ma la Fiorentina, no, la schifo per la Fiorentina. Ok, il Cagliari in quest'anno di Serie A ha fatto pure, sta facendo pure bene, però, cioè, ok, la Fiorentina, mo mi stavo riguardando le statistiche, ok? Ha fatto 12 inti in porta e il Cagliari più o meno gli stessi. Tiri totali, cioè no, tiri totali 12 per la Fiorentina e 11 il Cagliari. 3 tiri a porta per la Fiorentina e 6 per il Cagliari. Possesso palla, vabbè, maggiore Fiorentino. Precisione dei passaggi, fanno schifo tutto quanto. Poi aggiungo, la Fiorentina sa da ripigliare un po'. Mo per sfizio fatemi vedere la classifica di Serie A per vedere la Fiorentina che posizione sta. Questo momento Fiorentina sempre 18esima, Pisa 20esima, Verona mi è cambiato proprio niente. Poi
parliamo della Lazio e poi vi rimoccato video, voglio perché tengo una mega assurdo, non mi ricordo me. Allora, voglio, la Lecce Fiorentina, scusate, Lecce Lazio, finita per 0-0. Lecce che per la maggior parte della partita ha tenuto il dominio, ma anche la Lazio non è da meno. Poi è stato pure dato, cioè l'arbitro ha dato pure il giallo a Thiago Gabriel, ma vabbè. E anche al difensore, non mi ricordo come si chiama, della Lazio. Partita equilibrata, non una partita così guardati gol. Poi esordisce pure che dira in Serie A al posto di con il Lecce. Ah, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video. Vai giù. Vi ricordo che in questo video è in collaborazione con The World the Football che trovate il link cioè no scusate no The World of Football ma la storia del calcio, mi sono confuso con dei nomi, non so c'era come questo vabbè, la storia del calcio, questo video in collaborazione e vai giù, lo trovate qui sotto in descrizione. Ciao, vai giù.